Io sono veramente sbalordito, ragazzi, sbalordito da questa Juventus. Tanto bella a tutti, sono Walt. Bentornati in questa nuova recensione di una partita, questa volta non del Napoli, della partita appena trascorsa tra Tottenham e Juve. Mi è sembrato doveroso fare questo video perché comunque è una squadra italiana che va a giocare all'estero e comunque la Champions. Ieri ho fatto anche post partita del Real, volevo parlare un po' della partita. Partita, ragazzi, della Juve gestita bene, perché nel primo tempo ha sfiorato il gol, anche non gli è stato dato un rigore, eh, però ha sfiorato il gol, però ha sofferto molto. Nel primo tempo ha sofferto tantissimo, ha veramente sofferto tantissimo. E invece poi nel secondo tempo, all'inizio sembrava che il Tottenham fosse rientrato nello stesso modo in cui era finito il primo tempo, cioè attaccando ed era a senso unico la partita. Invece no, invece la Juve si è ripresa, invece la Juve è riuscita a prendere in mano la partita, invece la Juve ha preso a pizze il Tottenham in 10 minuti. Facendo prima l'1-1 con Higuain e poi il 2-1 con Dybala, spettacolari tutte e due, spettacolari come per la costruzione, e specialmente il secondo con un passaggio Higuain illuminante per Dybala. Higuain che oggi ha fatto vedere il campione che è, perché per forza un campione ti può ribaltare una partita contro il Tottenham fuori casa, o una squadra che in casa non aveva perso quasi mai contro nessuno e c'è riuscita la Juve a vincere. Quindi ragazzi, rosico perché la Juve è di un altro livello rispetto al Napoli, quindi boh, me ne sono accorto pure oggi, nel senso c'ha dei campioni che purtroppo difficilmente si possono sostituire con il gioco. Io spero comunque ovviamente che il Napoli riuscirà a vincere lo scudetto. Per me negli 11 siamo paragonabili, nel senso possiamo arrivarci, però questa Juve fa veramente veramente paura. Sono contento che sia passata la Juve, ma non perché io tifi l'italiana in Champions, io non tifo l'italiana in Champions, io tifo il bel calcio, tifo divertirmi e tifo vedere delle belle partite. Però di certo sono contento se la Juve rimane in Champions, così almeno ha qualche possibilità di avere più distrazioni al campionato e quindi magari qualche punto lo riesce a perdere. Per questo sono contento che la Juve sia passata, non per altro. Faccio i complimenti alla Juve perché veramente andare a giocare così contro il Tottenham, che è una signora squadra, andare comunque a testa bassa a dire noi ce la giochiamo perché se la so giocata fino alla fine. Boh, non sono sicuro che meritasse al 100% la Juve di passare al turno, anzi forse non se lo meritava. Però alla fine il calcio ragazzi è così, se tu giochi 80 minuti e in quei 10 prendi due gol, parlo del Tottenham, meriti di uscire. Come è successo al Napoli che ha fatto la partita contro la Roma e poi ha perso. Secondo me qua ha fatto assonzare il Tottenham perché la partita era sotto controllo e il Napoli non era, cioè il Napoli, la Juve non era stata pericolosa fino al gol di Higuain. Dopo il gol di Higuain, in quei pochi minuti tra il primo e il secondo gol della Juve, il Tottenham sembrava una squadra morta. Io mi chiedo se stai in Champions agli ottavi di finale contro la Juve, come fai a morire dopo un gol emotivamente? Questo forse è un bel dilemma. Poi la Juve è stata pure fortunata alla fine con Kane, che anche se in fuorigioco aveva colpito la palla benissimo di testa ed è stata salvata sulla linea. Ho visto una grinta tra Buffon, Chiellini e Barzagli spettacolare. E niente, ragazzi, secondo me Juve è anche fortunata, però forte, 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 forte. Questa Juve mi fa paura. Rosico perché ho veramente paura per il campionato. E niente, complimenti ancora alla Juve. Ora vedremo chi beccherà. Settimana prossima ci sta la Roma. Mi vedrò anche quella per portare il post partita. E niente, spero che mi divertirò perché il calcio prima di tutto divertimento. Commovente anche l'inizio per Astori con Buffon che quasi piangeva. Quindi niente, tutto, tutta strana questa partita. Non ho veramente niente da dire perché sono sconvolto perché non avrei mai pensato che la Juve potesse fare questo risultato perché credevo che il Tottenham fosse imbattibile in casa e mi ha fatto ricredere.
E niente, ancora complimenti e ci vediamo al prossimo video. Ovviamente lasciate qua sotto commenti e mi piace, vi ringrazio per come stanno andando gli ultimi video e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.